Man's World. Il comandone veneziano. Allora, Fioi, ho giocato da solo due partite di Premier con West Ham e Newcastle, ho vinto tranquillamente tutte e due le partite, quindi mancano due giornate in Premier, però le gioco contro Arsenal e City, quindi mi gioco la Champions League incredibile con due squadre veramente forti. Ma adesso registriamo solo una partita, ma la partita, dopo aver vinto la Capital One, possiamo vincere l'FI Cup. Ragazzi, speriamo bene, siamo contro l'Arsenal, noi giochiamo due volte contro l'Arsenal tra campionato e Coppa, se portiamo a casa il double di Coppa veramente viene giù lo stadio. Raga, andiamo. Vai ragazzi, andiamo, speriamo bene veramente. Vai. Leeds United Arsenal, finale di FA Cup e questa sì che è una coppa super mega prestigiosa, sarebbe un sogno vincere le due coppe nazionali. E dopo tentare il miracolo di andare addirittura in Champions League, vabbè, sarebbe una forse anche troppo. Boga. Gol! Leeds! Leeds! 1-0 Leeds! 1-0 Leeds! Calma. Ho messo l'aria troppo forte ragazzi, devo levarlo, se no urlo perché sono le 3 di notte, raga. Cioè, è un po' tardino, ma d'altronde è il momento giusto per registrare, visto che le altre ore sono un po' impegnato. Oh, vi prego, no, no, ti prego, no. Gol, gol, gol. Gol dell'Arsenal, Shakira di merda. Oh no, tutto da rifare per il Leeds. Madonna, che finale, che finale. De Bruyne, Strootman, Lees, Cracker d'aria, Lees. Peccato, eravamo in vantaggio. Vabbè, Young Ambiva, possiamo farcela, Strootman, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne per Ocampos, 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 si vola Ocampos! Tiro in curva però. Szczesny, 32esimo ragazzi. Bravissimo, Nobel, Nobel però è ammonito. Secondo tempo lo leviamo perché è pericoloso in quel ruolo e vaffanculo, però Sagna recupera. Dai, rubiamola, niente da fare. L'Arsenal va, ma ancora Nobel strepitoso. Purtroppo è ammonito però De Bruyne. Recupera ancora bene l'Arsenal. Partita spigolosa. Aia, aia, Osil, Mesut, in curva. Dai ragazzi, dai che ce la possiamo fare. Con il cuore ce la possiamo fare, cazzo. Fine primo tempo ragazzi. Leviamo Nobel per la munizione. Mettiamo Giorginio. E vai. Seconda frazione di gioco. Dai, portiamola a casa, Beppe. Portiamola a casa. Szczesny. Werner. Attenzione, Boga. Boga. C'era Boga. 2-1, cacchio. 2-1. Madonna. No, non ci credo. Cosa sta succedendo, ragazzi? Stiamo buoni. Manca ancora una vita e non voglio ancora difendermi perché questa squadra, lo sapete, è proiettata a livello offensivo. Ai, Osil, Mesut. Non ci credo, ma che gol Sì, vabbè, ma Ramsey va a cagare, però. Dai, ma che gol che schifo. Ora mi giravo i coglioni. Entra il Coco. Ecco, adesso mi sto ammazzando molto bene. E niente, fioi. Quando si commenta ho il prurito alla gola. Poi quando prendo sti gol mi girano ancora più il cazzo. Incredibile. Due volte in vantaggio e si stronzi. Hanno pareggiato sempre dopo poco. Wilshere, vabbè, non posso assolutamente perdere, non esiste De Bruyne. Attenzione all'Arsenal, attenzione ai bastardi. Gol. Ma dai, Bentner, ma no, scusate, ma è una vergogna. È una vergogna sto gol subito. Tutto per tutto, evviva. Che schifo.
Adesso l'Arsenal incredibilmente vince la partita. Non ci voglio credere. Dopo la schifezza della FA Cup. Una partita comunque giocata bene, 2 volte in vantaggio, si stronzi e si inventano il gol della vita con Bentner. Neanche abbiamo recupero, ma ancora segna Shaqiri. Attenzione, Ocampos, 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 di cuore, di cuore, di cuore, di cuore, Ocampos. E c'è il gol del Coco! E c'è il gol del Coco! Con tutto per tutto! E il Coco! 3-3. Mamma mia che partita. Che partita ragazzi, che partita. Bravissimo Strootman, fallaccio! Il Coco! Il Coco! Cosa stava combinando il Coco? Non ci credo. Non ci credo, De Bruyne. Stiamo dominando, la pareggiamo. De Bruyne. Tira! Vai De Bruyne, mettila in mezzo qualcuno, collo! Sì, ma ragazzi, stiamo giocando bene, però siamo forti, siamo forti. Il problema è che siamo anche sfigati, Young ambigua, non perderla, Young non perderla. Ecco. Cozzo, no, adesso. Shaqiri, Shaqiri, Shaqiri. Bravo Sommer. Che da un buon portiere, te lo sto anche visionando dal vivo, mi sta piacendo col Basilea che si è preso 5 bombe dal Valencia, ma è un buon portiere. De Bruyne, oh Campos, mettila in mezzo, tira, No, parlo di De Bruyne. Parlo di De Bruyne, non ci credo. Sto dominando, Boga. Incredibile, incredibile. Partita stregata, partita stregata. È un dominio clamoroso del Leeds, giocando da Dio. E il Coco, Young ambigua. Recupera Szczesny. Supplementari veramente bugiardi, stiamo giocando molto bene. Veramente complimenti alla squadra, sta giocando in maniera devastante, veramente bravi. Entra Ladrey per Strootman che anche lui ha monito. Ragazzi ce la possiamo fare, non credo, l'Arsenal sta facendo cagare. De Bruyne, dai che arriva il gol. C'è il gol di Les! C'è il gol di Les! C'è il gol di Les! Doppietta, amore mio! 4-3! 4-3! Su per favore, contropiede, stiamo attenti. Stiamo attenti. Shaqiri. Ocampo si è fatto male. Vai un bel contropiede come ho detto. Vai, vai Boga, Boga, Boga fuori. Il piccolo Boga l'ha messa fuori. Rallentiamo il ritmo e disturbiamo gli avversari. Ve prego, fioi, portiamola a casa. Portiamola a casa, Beppe. Ce la faccio più, ragazzi. È una partita veramente durissima. Les. La partita del secolo, ragazzi. Boga, qualcuno tira già il gol! No, che è successo? Gol del Leeds! Gol del Leeds! Autogol! 5-3! Siamo vicini al sogno. Siamo vicini al sogno, ragazzi. No, veramente, anche la tosse. Che qua, poi ragazzi, che si sente tante volte, mi sentite anche con la tosse, più volte, è che registro che tanti video nello stesso giorno, quindi è per quello, non preoccupatevi, ragazzi. E anche i video non sono in ordine. Quando registro 50 di Football Manager, porca troia, gol 5-4. Moreno, madonna che partita, che partita. No, ti prego, fischi. Andiamo a casa, Beppe. Portami a casa, Beppe, ti prego. No, adesso? Madonna, era gol. Fuori gioco. Fischi, arbitro, ti prego, voglio il double. 5-4 la partita. È finita! Abbiamo vinto anche l'FA Cup. Il Cubain dai lacrime sotto la curva del Leeds. 2 coppe il primo anno in Premier League. Quindi sono 3 trofei: la Sky Bet Championship, la Serie B inglese, la Capital One e l'FA Cup. Ragazzi, il Comendone ha trovato dei giocatori incredibili, dei giovani fenomeni. La tattica ha funzionato, ma sono di un felice devastante, mi viene da piangere. Grandi ragazzi, grandissimi. Adesso nelle prossime 2 partite ho ancora l'Arsenal e il City per cercare di fare un altro sogno, andare subito in UEFA Champions League. Raga, un saluto da Kumendon.
veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.